Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto per quanto riguarda l'appuntamento con Mixed, la cronaca e la politica settimanale in Friuli Venezia Giulia. Già collegato con noi lo vedete Enzo Cattaruzzi. Allora Enzo, quest'anno in questo numero possiamo dire abbiamo un argomento principale da trattare perché è un argomento abbastanza delicato, no? I fondi per quanto riguarda le amministrazioni comunali, perché i comuni stanno battendo cassa per un semplice motivo. Teoricamente la moneta c'è, ma praticamente non c'è, no? No, il problema dei comuni, intanto un saluto a tutti. I comuni hanno questo problema, hanno un problema soprattutto di risorse, anche di personale, perché molta gente va in quiescenza e quindi anche quando fanno i concorsi, ci sono questi concorsi chiamati così di turismo amministrativo, dove uno vince il concorso, rimane lì un paio di mesi, poi cambia, va in un altro comune, ma nel frattempo il comune dove ha vinto il concorso deve tenergli il posto per legge, quindi blocca un comune, blocca l'altro, quindi non possono assumere. E quindi questo problema è molto importante perché molti comuni hanno dovuto soprassedere al PNRR perché non avevano il personale dedicato, no? E questo è veramente un vulnus. Anche se la regione ha cercato di dare una mano con una task force, eccetera, ma non ha potuto arrivare certamente dappertutto. Poi i tagli del governo sul PNR, la rimodulazione in pratica, metterà in crisi probabilmente per 200 milioni di euro, insomma un po' un casino, per tutta Italia, naturalmente anche noi saremo toccati. Ma il problema grosso è quello di una riforma vera che la Regione dovrà varare in qualche modo, anche se il presidente Federica ha detto che i comuni sono liberi di fare quello che vogliono, certamente, però molti comuni si mettono in convenzione, no? Quindi non so, per avere un ufficio tecnico assieme, per avere un ufficio amministrativo, la ragioneria assieme, ma è evidente che i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti vanno in crisi, no? In crisi hanno Mm. magari delle risorse e non Senti, la domanda nasce spontanea, non è che Panontin tutto paventi. sommato, senti, non è che forse Panontin aveva trovato, come si dice, la ricetta giusta per cercare di uscire da questo impasse nei tempi non sospetti e forse i troppi campanilismi di fatto hanno creato tutto sto, tu hai detto casino, punto di domanda? Può darsi, perché alla fine quando c'è la riforma, diciamo così, delle UTI così chiamate, quasi tutti erano d'accordo, poi c'è stata questa fuga in avanti da una parte e dall'altra che ha portato a un vulnus dove la giunta è caduta per l'eliminazione delle province, ma anche per la questione delle UTI, insomma, no? E Mm. in ogni caso o si passa dalle convenzioni o si passa dalla rimodulazione degli accorpamenti, perché qualche volta anche le comunità diciamo così, collinari vanno molto bene, ma altre comunità non riescono a trovare. Prendiamo per esempio il Medio Friuli, sono tanti comuni non riescono a trovare per trovare un ufficio tecnico, per trovare un grande ufficio amministrativo e quindi è chiaro che i comuni devono avere la volontà propria, no? Però passa del tempo, no? L'unica cosa che mi viene in testa sia stato l'accorpamento, l'unione tra Rivignano e Teor, che è andata molto bene, però hanno dovuto fare un referendum e poi è andato in vigore il mandato dopo, quindi sono delle farraginosità, delle questioni burocratiche che a noi ci serve adesso una soluzione, no? Per trovare una soluzione, perché fra Certo. 4-5 anni i comuni saranno sprovvisti magari di molti uffici tecnici, saranno sprovvisti di molti ragionieri e questo lo sappiamo per gli amministrativi e i sindaci in particolare, questo è un grosso problema. Quindi la regione Chiaro. dovrà di personale e personale competente che rimanga. Una volta molti erano del posto o dei comuni vicini, adesso c'è un po', vengono da tutte le parti d'Italia e naturalmente cercano, dopo con la legislazione vigente, di avvicinarsi a casa, no? E quindi cosa succede? Chiedono trasferimento, prima o dopo glielo danno, il posto rimane sguarnito, ma nel frattempo che rimane porta a lungaggini burocratiche, no? Allora l'amministratore può decidere di fare una cosa, ma poi gli capita che gli manca l'ufficio tecnico e si blocca tutto.
E chiaro. questo è un problema che la regione, a mio modo, dovrà prendere in mano e anche subito. Certo. Senti, tu hai fatto l'esempio di Rivignano Teor come comune capofila per Sì, quanto sì, riguarda sì. la fusione e il decentramento concentrato, una sorta di autonomia fatta su misura, no? Altri comuni hanno seguito un po' questa procedura, guardiamo ad esempio Trepoli, Gosullo, Sì, Villa Vicentina, hanno avuto anche Fiumicello degli e altre. incentivi al tempo, Sì. no? Anche gli Sì, sì, sì. incentivi. No, no, ma volevo, ecco, tu hai detto una cosa importante, oltre ad avere gli incentivi per poi mettere in piedi, insomma, un qualcosa di Sì, valido sul territorio, proprio per non trovarsi nell'impasse amministrativa. Hai fatto degli esempi, si parlava di territori, tu ad esempio hai citato il Medio Friuli, però possiamo parlare ad esempio delle valli del Natisone, dove questo problema si sta sempre di più sì, materializzando perché abbiamo comuni da 80 abitanti che non hanno senso di esistere, con tutto il rispetto parlando. Qualcuno dirà, ma tu giri da quelle parti? Io sì, di giro Grenchi, tranquillamente. Ecco, ad esempio ci sono dei comuni proprio dove di potrebbero Grenchi. tranquillamente accorporarsi e creare magari un'unica entità e suddividersi eventualmente nelle vecchie municipalità alcuni assessorati, giusto per non lasciare sola la popolazione, no? Ma Cioè, è qualche chiaro che soluzione si può trovare. qui è chiaro che ci scontriamo con un problema di identità, no? Guai a toccare l'identità, ma a un certo punto bisogna anche decidere, i tempi sono passati. Qualcuno fa, il comune dovrebbe essere più piccolo di 5.000 persone, no? Consigli comunali, dopo aver sentito con i sondaggi, sentito la popolazione, fatto un referendum veloce, devono decidere, prenderci le responsabilità, perché questo sarà, se vogliamo avere dei servizi ancora efficienti, dobbiamo ottimizzare le economie, altrimenti diventa sempre un problema, no? E sempre meno andranno a Certo. amministrare, perché trovandosi con questo impasse sanno che il programma elettorale non potranno definirlo. Che Certo. Senti, invece, per quanto riguarda, restando in tema, no, le eventuali future province, secondo te, potrebbero, gioco forza, cambiare sì. un po' la rotta e riportare col senno di poi questi principi da te elencati in maniera pratica? Ma io penso che le province prima di un anno e mezzo non le vedremo, saranno elettive, quindi saremo quasi addirittura d'arrivo della fine del mandato regionale, eccetera, con le alchimie che tu capisci bene, insomma, molti trombati andranno lì, cercheranno di fare dei listini, insomma, se non metteranno di nuovo le preferenze, la gente non tornerà più a dare l'aiuto. Certo. No, no, ma io Non so. parlavo forse perché abbiamo un po' la linea ballerina, come si dice, no? In versione Sì. Ether Parisi, una Ah, via di parlando mezzo fra Ether Parisi. per Sì, sì, no, l'organizzazione. dicevo, secondo te a livello, diciamo, organizzativo, poi una volta che le province verranno ridisegnate secondo un contesto valido del non Fasendi Besoi, tanto per essere chiari, Sì, ma un contesto operativo dove la regione delegherà a questi enti quello che la regione non può fare, tipo strade, edilizia scolastica, eccetera. sì. Potrebbe essere, tra parentesi, il volano per far convincere a livello territoriale le varie amministrazioni a dire buttate giù i campanili perché bisogna costruire gioco forza il discorso di cooperazione e incastrare qualcosa per poter portare a casa diciamo, il 30 del mese, punto di domanda, cioè per dare Ma effettivamente poi ai cittadini il servizio richiesto? io penso di sì, sarà complicata, ma arriveranno a questo, perché il gioco forza, i dati oggettivi ci portano lì in sostanza. Poi, naturalmente, il tempo passa, le identità rimangono, però, diciamo così, culturalmente siamo un momentino più affrancati, per cui io penso che anche le nuove generazioni vedranno in quell'ottica e quindi quello che tu dici è vero. Quindi alcuni temi come l'edilizia scolastica, le strade, la manutenzione, lavori pubblici grandi potrebbero andare anche lì, fermo restando un'altra variante. I grossi comuni come Udine, come Gorizia, Trieste e Rone potrebbero essere anche avvantaggiati che magari i comuni dell'Interland potrebbero aderire per fare non solo la grande Udine, per fare la grande Pordenone, per fare la grande Gorizia. Non è detto che non possa succedere, non è detto che non possa succedere, fermo restando Certo. che le identità sono molto forti
e che sappiamo chiaro. cosa vuol dire, insomma, no? Sì, boh, qui abbiamo vissuto parecchie guerre, come si dice, ma le cose non sono cambiate sotto il punto di vista Esatto, di mentalità, no? Cioè, forse manca, permettimi, quella autonomia applicata sul territorio, come è ad esempio il Trentino Alto Adige, d'accordo? Qualcuno mi dirà, vedi che sì. paragoni stai facendo, però loro effettivamente in pochi anni hanno ottenuto quello che volevano e riescono ad amministrarsi tranquillamente, mantenendo le risorse e reinvestendo quello che è il territorio, anche sulle infrastrutture e via dicendo. Cioè, forse il concetto, permettimi, il concetto di regione Friuli Venezia Giulia, come è stata studiata e applicata nel 1963, probabilmente nel 2023-2024 va cambiato completamente. Cioè, bisogna ragionare che andava bene per quella volta per vari motivi che sappiamo. Oggi dobbiamo gioco forza dire ai nostri amici amministratori, ai nostri amici del territorio, signori, quello che andava bene 100 anni fa andava bene 100 anni fa, oggi gioco forza dobbiamo cambiare. Non vuol dire sradicare la cultura, manteniamola pure, però a livello amministrativo o ci uniamo o se no chiudiamo baracca. Ecco, tanto per Sì, ma essere chiaro. penso che questa sarà la strada, perché onestamente anche con la nuova legge sulle autonomie che viene avanti a Roma, io penso che noi guadagneremo anche molto, sia in fattori di sanità, sia di scuola, e penso a una riorganizzazione che la Regione naturalmente può tranquillamente fare anche adesso. Io penso che Roberti, l'assessore, cercherà di trovare una soluzione, anche perché è una strada, diciamo così, obbligata, ecco, in un certo senso, no? Non solo per la politica, ma soprattutto per i servizi ai cittadini. I Certo, cittadini vogliono avere certo, i servizi certo. sempre più comodi, non vogliono tornare indietro, insomma, no? E per Senti, questo, possiamo dire, permettimi Enzo, possiamo dire che l'esperienza del terremoto del 1976 aveva dato un grosso segnale, no? Quello di fare squadra, che noi sappiamo in Friuli, in particolare in Friuli, è molto difficile il termine fare squadra, perché l'hai detto anche tu prima, no? Campanilismi, voglia di mantenere la cadrega, e comunque vada io so io, tu non tu sei sni e via dicendo. Però magari riprendendo quel modello che all'epoca a gioco forza era nato per una esigenza particolare come un'emergenza dopo il disastro del 76, però riportare quei punti, no? Quei passaggi e rivederli, riveduti e corretti nei tempi moderni, potrebbe essere un viatico per arrivare magari a quello che stiamo parlando adesso, no? io penso di sì, è stato un biglietto da visita, è stato anche un modo di essere, un modo di portare avanti le comunità indipendentemente dal credo politico, che ha dato i suoi frutti ed è diventato, diciamo così, un prototipo a livello mondiale. Per cui io penso che questa è la strada, sposo in pieno la tua tesi, sposo in pieno la tua tesi, è così. Che io non sono un notista politico, sono un semplice cronista di provincia, come si dice, Vabbè, ma a ma cui il comunque voyeurismo non gli si addice. Tanto Mm. per essere chiari. Senti Beh, Enzo, allora andiamo a chiudere velocemente facendo due flash per quanto riguarda invece la cronaca e anche politica, chiaramente. Io partirei un attimo con Trieste, velocemente, perché anche a Trieste sta, come dicevamo tempo fa, arrivando l'onda lunga da grado, no? Perché c'è anche lì un po' di maretta tra Fratelli sì, d'Italia, sì, sì. Lega, per un discorso dell'assessore Rossi e via dicendo. E quella famosa goccia nel mare, no? Che avevamo preventivato un mese fa, quando era partita i primi scricchiolini, no? All'interno della giunta gradese, abbiamo detto attenzione perché poi quando è caduto tutto, occhio, è un esempio, non è un terremoto isolato, attenzione perché l'onda sismica si sta muovendo. No? Adesso comincia già su Trieste, tanto per citare qualcosa. Ma Poi magari tanto fra c'è un un braccio mese di ferro. finisce come una bolla di sapone. No? Ma c'è un braccio di ferro all'interno proprio di Fratelli d'Italia, sono due tesi differenti che portano a una spinta, diciamo così, andiamo, noi siamo il partito più forte, quindi abbiamo diritto, eccetera, e invece l'altra idea è poi di rimanere in coalizione, di trovare, anche essendo partito di maggioranza relativa, di collaborare con le altre. Io penso che la seconda fase sia quella più, diciamo così, più fattibile, anche meno traumatica per quanto riguarda la politica, no? Certamente Trieste, dopo grado Trieste, è un campanello d'allarme che potrebbe avere dei riverberi in altri comuni della regione, no? Escludo Pordenone perché il sindaco è di Fratelli d'Italia, però in altri posti potrebbe diventare un problema, e con il pericolo che magari il centrodestra potrebbe anche dividersi, naturalmente il centro-sinistra potrebbe approfittare di questo distacco, insomma, di questo problema. Ma insomma è Anche se io fisiologico. onestamente non li vedo ancora pronti. No, non c'è l'alternativa, ma sai com'è?
in No, più che qualche... altro, secondo me, nel centro-sinistra, permettimi, nel centro-sinistra, secondo me, stanno ancora valutando tra il sistema PAL e il SECAM, quale applicare. Adesso Sì, fanno il le prove tecniche, centro-sinistra no? ha grossi problemi di organizzazione, ma soprattutto ha grossi problemi di sapere chi sono, dove vogliono andare. Però, insomma, la traversata del deserto sarà lunga, ma insomma arriveranno in qualche modo. Il centrodestra però ha in mano il proprio destino, ce l'ha in mano lui, perché dividendosi potrebbe portare acqua dall'altra Certo. Senti, andiamo a chiudere col discorso acciaieria. parte, L'altra spero che settimana sia abbiamo lanciato un messaggio, no, la politica. relativo al fatto che potrebbe sorgere tra Butro e Manzano. Tu E ieri dunque, hai fatto un post, ecco, hai fatto un post molto importante, hai parlato di che Benedetti ha detto stop. Mi sì. confermi? Sì, sì, lui ha detto in pratica che Piombino è in pole position e quindi praticamente pur rammaricandosi dal fatto che il Friuli non ha capito l'intento benevolo dell'azienda, della Meetinvest, ma anche della Danieli, che comunque non dimentichiamo è un leader mondiale nel, mm, nel- nel settore, è chiaro che l'acciaio è un punto nevralgico per tutte le nazioni. Noi dobbiamo avere l'acciaio certamente per non essere di meno. E naturalmente io sostengo che comunque sia magari in maniera flebile il discorso in Friuli potrebbe ancora essere fatto. Le porte si chiudono sempre di più, ma si sa benissimo che all'ultimo momento il gatto può uscire dalla porta. Chiaro. Senti, io ti ho sentito un attimo, parlavi della De Longhi, no? Di questa purtroppo vertenza sindacale che si è aperta a Moimaco, la ex De Longhi, dove purtroppo ci sono 50 operai che probabilmente dovranno gioco forza Sì. essere sacrificati all'altare dell'industria moderna, no? Un altro fronte che si apre all'improvviso, possiamo dire, perché questa veramente è stata una bomba a cielo aperto e nessuno se l'aspettava, no? Anche qui si cercano soluzioni, però Ma io ho visto, ieri sono passato proprio lì, ho visto più bandiere che gente fuori, per essere onesto. Cioè c'è una mobilitazione, ma sempre più flebile, perché in pratica non ci crede più nessuno. Quando un'azienda decide di delocalizzare oppure di tagliare il personale, lo fa appunto e stop, anche perché mm, i sindacati, se non spalleggiati dalle istituzioni, sono molto deboli, perché oltre al fatto della protesta, manca un po' una proposta. Ed è chiaro, quando manca il lavoro manca tutto, no? E quindi molti cercheranno anche altri lidi. Certamente anche questo è un altro tassello che dimostra che le attività produttive in Italia sono un grande problema e nel nostro Friuli, nonostante che il PIL va meglio, nonostante che il turismo va meglio, tutto quello che si vuole, però esistono anche le fabbriche, esistono anche le persone che lavorano nelle fabbriche che attraverso il loro lavoro mantengono le famiglie con stipendi, devo dire, non proprio di grande livello, insomma, no? Poco più che certo. di sussistenza. Quindi un occhio io penso che la regione dovrà mettere in maniera benevola perché ne va della dignità delle persone, dei lavoratori e soprattutto ne va soprattutto della democraticità delle proposte. Insomma, non Chiaro, basta solo chiaro. i selfie per tagliare quattro, quattro diciamo, nastri quando nasce un'azienda, bisogna anche sporcarsi le mani e Mm. andare nei cancelli e parlare con le aziende, parlare con, come è stato fatto con Varsila per esempio, no? E questa è un'azienda che è friulana, dispiacerebbe insomma che mancassero questo obiettivo. Bene, io ringrazio come sempre l'amico Enzo Cataruzzi per questa chiacchierata, come si dice, senza tanti giri di parole. Noi parliamo potabile, nel senso che cerchiamo di parlare in un Sì, in linguaggio anche maniera molto chiara. forbito. Ecco, io Sì, dicevo, magari anche un po' forbito, qualcuno ogni tanto ci critica, però è meglio capire, far smuovere le coscienze alle persone, piuttosto che fare la solita cacciara che stiamo vedendo nell'ultimo periodo, dove si urla, si urla, si urla, la gente non capisce un tubo e 99 su 100 dicono hai sentito quello là cosa si sono detti? Sì, è un sberlato, ma non hai capito niente. Ecco, invece noi cerchiamo di parlare chiaro, trasparente, potabile e far, come si dice, muovere per quello che possiamo le coscienze delle persone, indifferentemente dal colore, dall'idea politica e dalla religione. Tra l'altro, a adesso proposito di religione, Enzo,
Sì. Prima di concludere, ricordiamo che avremo uno speciale nei prossimi giorni con il professor Pascolo. È andata molto bene, devo dire, la prima puntata. Abbiamo parlato della guerra in Ucraina e quello che ne consegue, no? Dall'ex Unione Sovietica. Parleremo invece della crisi israeliana palestinese, no? Nel prossimo Cercheremo appuntamento. di capire la genesi di Hamas e cercheremo di capire un momentino cosa sta succedendo, perché è inutile far spallucere. Quando sono nato io ricordo che il Medio Oriente era sugli scudi, non solo, ma il Medio Oriente ha riverberato anche sulla nostra vita politica. Io ricordo l'Odomoro, ricordo anche l'azione di Andreotti che ci ha salvato in qualche modo, nonostante tutte le Ricordiamo critiche. l'Achille Lauro nell'85, Esatto, esatto, no? Ma gli comunque attentati. dicevo come prima, che dicevi tu, no? Cerchiamo di dare un'informazione, diciamo così, semplice e popolare, meno critica possibile, perché gli addetti ai lavori sono tanti, no? Deve capire sia il professore universitario che anche quello che in qualche modo vende le pastiglie dietro un banco, e che Cioè, comunque dobbiamo anche capire che le persone adesso hanno una cultura diversa, hanno una sensibilità diversa, ma vogliono. perfettamente d'accordo. E giustamente da chi zappa la terra a chi ha 36.000 lauree, entrambi hanno diritto di voto, entrambi vanno a votare, entrambi col loro segno X mandano o su o giù qualcuno che poi domani dovrà gioco forza tirare avanti la baracca. Grazie Enzo, grazie a voi, ci scusiamo per qualche interruzione o per qualche sovrapposizione mentre io e l'amico Enzo parlavamo, ma ci sono le linee, come si dice, ballerine, e i criceti hanno terminato di girare la ruota per far arrivare il segnale. D'altronde siamo in un sistema italico dove nel 2023 dobbiamo ancora viaggiare con linee di Marco e Caco, e siamo già fortunati se riusciamo ad andare in onda, come si dice in questi casi. Grazie per la visione all'ascolto. Per quanto ci riguarda, noi torneremo con voi venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora. Per quanto riguarda l'informazione, www.friulitv.net. Mandi e alla prossima. Mandi.